Buonasera a tutti ragazzi, scossa di terremoto a Crotone, esattamente in Calabria, secondo l'Istituto Nazionale dell'INGV. In un primo momento la scossa di terremoto era stata registrata tra 3.4 e 3.9, poi è stata detta 3.7, però poi dopo ragazzi è stata rivista di nuovo. In effetti la scossa è stata di 3.9, quindi sull'INGV se andate adesso è di 3.9. Il sisma è stato registrato nel tratto di mare tra Codrone e Strongoli alle ore 13.54. Diciamo che la scossa è stata molto sentita dalle persone perché è stata a una sola profondità di 9 km, quindi diciamo una bella magnitudo 3.9 a 9 km di profondità, diciamo che è una bella botta in effetti, quindi tante persone hanno chiamato i vigili del fuoco, giustamente, i vigili, tanta la paura che scende di strada, però fortunatamente ragazzi non ci sono danni né a persone né a cose. Comunque sono stati avviati gli accertamenti per vedere se le strutture stanno tutte quante, diciamo, bene, quindi nelle scuole, negli uffici, quindi in effetti stanno cercando di vedere se qualcosa, diciamo, si è rotto, diciamo, a livello di fratture nelle scuole pubbliche, diciamo, negli uffici, diciamo, in questi settori, diciamo, un po' privati e pubblici. Quindi la scossa è stata avvertita alle 13.54, tante le segnalazioni, in effetti tutti quanti a dire 3.7, 3.4, ma invece è stato di 3.9, quindi fortunatamente il movimento tellurico non ha creato danni a nulla, quindi sia le persone che le cose per ora sta tutto tranquillo, quindi sono comunque in corso accertamenti, ma per ora è tutto ok. Quindi ragazzi vi auguro buona serata, buona continuazione, quindi una scossa di 3.9 a 9 km di profondità, quindi a Crotone ragazzi, in Calabria. Vi auguro buona serata, ciao a tutti.